C'erano dei villaggi, vivevano degli uomini. Una diga li ha traditi. La notte del 9 ottobre una gigantesca frana si è staccata dal monte Toc. 8 milioni di metri cubi di roccia sono precipitati nel bacino idroelettrico del Vajont. Una gigantesca ondata ha scavalcato allora la diga, ha spazzato via le case, ha sepolto gli uomini. Il disastro è stato fulmineo, un boato nella notte, una valanga d'acqua, e migliaia di uomini, di donne, di bimbi sono morti. Sono bastati pochi minuti per cancellare dalla valle 6 paesi: Rivalta, Villanova, Longarone, Pirago, Faè, Erto. I morti sono più di 2000. Molti resteranno sepolti in questo cimitero di fango, in questa sconfinata fossa comune. La nazione è rimasta folgorata alla notizia della tragedia. È forse il più grande disastro che abbia mai colpito l'Italia. Tra le lacrime, i pochi scampati riescono a dire una sola frase: si poteva evitare. E subito sono emersi dubbi, sono affiorate circostanze allarmanti. Chi doveva controllare ha controllato. Chi doveva intervenire è intervenuto. Chi doveva prendere precauzioni le ha prese. Il governo ha nominato una commissione d'inchiesta. I responsabili dovranno pagare. Lo vogliono i pochi superstiti. Lo chiede il paese.